E potrai portare sempre con te la tua radio preferita. Radio Padania Libera, senza più confini. Va ora in onda Calcio Parlando. Una telefonata intercettata, una partita è stata toccata, calciatore, allenatore, commentatore, non menta per favore. Radio e telecommentatori, giudici e telecom ascoltatori, chiedono scusi ma chi la manda? E capiremo chi comanda. A fare le sentenze sono sempre quelli, a dar le sentenze i soliti cartelli. Sono sempre quelli soliti monelli di scommesse e di bordelli. Tutti hanno i loro problemi arbitrari, c'è chi per questo si fa i preliminari, c'è chi scende di categoria e perde lo scudetto, e chi lo vince sopra un sospetto. Ritorniamo laddove non ci siamo mai mossi, più forti delle calunnie dell'Italia del signor Rossi. A noi la partita perfetta, a voi la solita italietta, a voi solo delusioni, a noi la Coppa dei Campioni. A fare le sentenze sono sempre quelli, a dar le penitenze solito Borrelli. Sono sempre quelli soliti monelli di scommesse e di bordelli. C'è una telefonata intercettata, una partita è stata toccata, calciatore, allenatore, commentatore, non menta per favore. Dalla sigla di Andrea Maglione diamo il benvenuto a tutti i radioascoltatori, puntata del sabato di Calcio Parlando. All'esterna, collegato con Radio Padania Libera, Daniela Madasi. Più avanti avremo anche il collegamento con Adriano Ancona. Nella nostra sigla logicamente si fa ancora riferimento alla Coppa Campioni, è una sigla che ci piace, comunque moderna, adesso più nota come Champions League, però direi che nel cuore di tutti comunque la cosiddetta Coppa delle grandi orecchie c'ha sempre quel nome altisonante come Coppa Campioni. E partiamo proprio da questo, partire dalla settimana calcistica che ha visto praticamente andare a definire le 8 semifinaliste delle due principali coppe europee, ovvero Champions League ed Europa League, quelle che di fatto sono andate a sostituire la Coppa dei Campioni e la Coppa UEFA. In Champions League abbiamo vissuto una 2 giorni abbastanza particolare, con la quasi rimonta del Borussia Dortmund che ha superato 2-0 il Real Madrid, però poi è uscita la formazione di Knopp per aver perso la gara d'andata 3-0, per cui Carlo Ancelotti è riuscito a portare i Blancos in semifinali. Altra rimonta che invece è riuscita è quella del Chelsea di Mourinho, che a 3 minuti dalla fine è riuscito a trovare la rete del 2-0 e quindi ha sovvertito la sconfitta che aveva maturato a Parigi contro Paris Saint-Germain 3-1, quindi risultato ribaltato, e anche il Chelsea è riuscito a timbrare il biglietto
semifinale. Poi si è ripartito in altre due gare che all'andata erano finite 1-1, il Bayern Monaco sotto 1-0 contro il Manchester United, e poi è riuscito a trovare 3 reti, quindi la formazione di Pepe Guardiola, campione d'Europa in carica, ha superato gli inglesi per 3-1 arrivando in semifinale. E poi il match del Vicente Calderón, dove l'Atletico Madrid di Simeone dopo l'1-1 del Nou Camp contro il Barcellona è riuscito a superare per 1-0 proprio la formazione catalana, e così i Colchoñores sono riusciti ad arrivare in semifinale, un soprannome che in spagnolo significa Materassai, soprattutto perché arriva in una zona particolare di Madrid, e così le 4 semifinaliste saranno 2 formazioni spagnole della Champions League, Real Madrid e Atletico Madrid, e poi il Chelsea e il Bayern Monaco. Se andiamo ad analizzare queste 4 squadre possiamo notare che il Bayern Monaco è la squadra che ha vinto l'anno scorso l'ultima Champions League, poi troviamo il Chelsea che invece ha vinto la Coppa Principale 2 anni fa, e soprattutto poi è una formazione che oltre ad aver vinto nel 2012 la Champions League, nel 2013 vinse l'Europa League, e poi troviamo un Atletico Madrid che proprio nel 2012 ha vinto l'Europa League, quindi il meglio del calcio europeo insieme a Real Madrid si trova in semifinale, ma soprattutto la sorpresa principale sulla carta è questo Atletico Madrid, che comunque ricordiamo è capolista anche della Liga, quindi Barcellona fuori, e forse è finita veramente un'era del Barcellona, quel suo gioco, il cosiddetto tiki-taka, che ha portato dai tempi di Pepe Guardiola il Barcellona in vetta al mondo, e soprattutto poi Lionel Messi a vincere per tanti anni il pallone d'oro, diciamo così, sta vivendo un po' un calo. Questo ha detto l'inizio della settimana a livello di Coppe Europee, martedì e mercoledì. Giovedì sera poi invece spazio alle 4 gare dei quarti di finale di Europa League. La Juventus, dopo aver vinto 1-0 a Lione, ha superato ancora i francesi in casa per 2-1, quindi si è qualificata in semifinale, e dopo il sorteggio avvenuto ieri in Svizzera a Nyon andrà ad affrontare il Benfica, quindi prima sfida a Lisbona e il ritorno poi a Torino. L'obiettivo della Juventus logicamente è quello di arrivare in finale, perché la finale di Europa League quest'anno sarà proprio allo Juventus Stadium, viceversa la finale di Champions League si andrà a disputare allo stadio di Lisbona, proprio il Daluzzo, ovvero la cosiddetta Stadio della Luce. Altra semifinale invece di Europa League vedrà altre 2 formazioni spagnole, il Sevilla e il Valencia, 2 formazioni che hanno fatto la cosiddetta remontada, la rimonta proprio dalla lingua ispanica. Il Valencia è riuscito a ribaltare lo 0-3 di Basilea dando 5 reti alla formazione svizzera, invece il Sevilla, dopo la sconfitta per 1-0 a Porto contro il Porto, è riuscito a superare la formazione lusitana per 4-1. Quindi geografia del calcio europeo che ci porta a vedere fra le 8 semifinaliste, quindi le 4 di Champions e le 4 di Europa League, bene 4 formazioni spagnole, poi una formazione italiana, la Juventus, il Chelsea in rappresentanza dell'Inghilterra, il Bayern Monaco in rappresentanza della Germania, e poi la formazione del Benfica in rappresentanza del Portogallo. Giusto per chiudere, anche in ambito di ranking UEFA c'è da notare che a livello, diciamo così, di Serie A italiano è stato molto positivo l'eliminazione di 2 formazioni francesi come Paris Saint-Germain e Lione, e soprattutto anche del Porto. Questo vuol dire che due nazioni come Portogallo e Francia rimangono dietro nel ranking italiano, per cui quantomeno si difende anche il terzo posto di Europa League per una massima serie che, ricordiamolo, da un anno è andato a perdere anche un posto in Champions League. Questo ha detto l'inizio di settimana, quindi il centro settimana calcistico, e oggi si riparte per un nuovo weekend. Praticamente si sta giocando ogni giorno, perché dalla Serie A alla Serie B alle Coppe Europee non c'è serata che non vede una gara di calcio. Ieri sera si è aperta anche la giornata di Serie B, la numero 34 a Cesena, lo Spezia è andato a superare per 2-0 la formazione di casa. Oggi invece si apre la 3 giorni della massima serie, giornata numero 33, la prima gara oggi sarà al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove il Sassuolo andrà ad affrontare il Cagliari. Poi la 3 giorni di massima serie si andrà a concludere lunedì sera, quando alle 20:45 al ricostruendo Stadio Friuli di Udine la formazione friulana andrà ad affrontare la Juventus. Nel mezzo tante gare che soprattutto potranno dire molto sia per la corsa all'Europa League che soprattutto per la corsa salvezza. Non parliamo di corsa Champions League perché di fatto
i Juventus, Roma e Napoli sono pressoché già convinte di potersi giocare i primi 3 posti, per cui grosso interesse riguarda proprio la posizione di Europa League, con una Fiorentina che cerca di blindare il 4º posto, l'Inter quantomeno di allungare sulle Parma per difendere un 5º posto, e poi la rincorsa del Milan, che adesso ha come unico obiettivo stagionale quello di arrivare 7, anche se ricordiamo alla 7ª posizione porta sì alla Prodi in Europa League, però dovendo partire comunque prestissimo, perché quest'anno i preliminari di Europa League si disputeranno fra la fine di luglio e primi di agosto, quindi vorrebbe dire comunque sconvolgere in maniera pesante anche tutta la preparazione estiva. Questo il ricco programma del fine settimana calcistico, che andremo poi ad analizzare anche attraverso il collegamento che faremo con Andreano Ancona e poi eventualmente anche con i nostri ascoltatori che volessero intervenire in diretta. 026620 3529 il numero telefonico, quindi per poter parlare con noi di calcio in questo spazio dedicato dalla redazione sportiva proprio alle vicende calcistiche di Calcio Parlando. E prima del collegamento con Adriano Ancona andiamo anche a ricordare tutto il lavoro che viene fatto dalla nostra redazione, non soltanto a livello di trasmissione radiofonica, quindi la cosiddetta messa in onda di Calcio Parlando on air, bensì tutto quello che riguarda anche il nostro panorama che riusciamo a fornire a livello di sito internet, a partire dal nostro sito www.calcioparlando.com, dove trovate tutti gli approfondimenti per quello che riguarda i campionati di Serie A, di Serie B, di Lega Pro e soprattutto poi anche le vicende del calcio europeo, sia con l'analisi dei principali 4 campionati esteri, ovvero la Bundesliga inglese, la Premier League inglese, la Ligue 1 francese e poi la Liga spagnola, state poi anche logicamente alle numerose vicende della Lega Pro. Weekend che poi ci vedrà logicamente protagonisti a livello sul web con tutte le notizie che riusciamo a darvi pressoché in tempo reale attraverso i nostri profili Facebook, Calcio Parlando RPL, e Twitter @Calcio Parlando. Poi abbiamo anche aperto da un mese una pagina abbastanza simpatica, si chiama Fantamarket, collegatevi su Facebook e fatevi 2 risate, perché andiamo a riproporre anche tante battute in chiave comica, perché di calcio, oltre che parlarne, è anche bello magari sorriderne, quindi può essere anche, diciamo così, un aiuto quotidiano per farsi qualche risata. Questo il programma completo della giornata e quindi anche della nostra puntata. Dopo questa, diciamo così, anteprima, chiediamo a questo punto lumi alla regia per aprire anche il nostro primo collegamento esterno. Oggi abbiamo un Adriano Ancona che invece che essere fisso in studio è collegato dall'esterno, perché anche lui oggi è impegnato nelle vicende della massima serie, per cui chiediamo subito informazioni dalla nostra regia. Ciao Daniele, buongiorno a tutti, eccoci qua. Ciao Adriano, eccoti collegato. Abbiamo fatto logicamente una overture, un'anteprima, riprendo sulle vicende calcistiche, quanto è successo fra martedì e giovedì, l'abbiamo detto a livello di Champions League, Europa League, gli abbinamenti delle semifinali di Champions League, dove il Chelsea dovrà andare a giocare contro l'Atletico Madrid, mentre il Bayern Monaco affronterà il Real Madrid, questo per quello che riguarda la Champions League, mentre a livello di Europa League le sfide vedranno un derby tutto spagnolo, Valencia-Siviglia, e poi la sfida italo-lusitana con la Juventus opposta al Benfica. Questo, diciamo così, ha detto l'inizio di settimana. Invece che cosa potrà dire Adriano questo weekend calcistico? Giornata numero 33, l'abbiamo detto, corsa scudetto Juve-Roma, corsa Europa League e poi spazio anche alla lotta a salvezza. A cominciare da stasera, perché giustamente quella delle 18 è una partita assolutamente da non sbagliare per entrambe. Cosa può succedere? Che Cagliari rischia facilmente di ritrovarsi invischiato, ovviamente solo in caso di sconfitta, però chiaro che Sassuolo rischia molto. Cagliari che ha appena cambiato l'allenatore con il ritorno di Pulla, che tra l'altro giocherà nei pressi della sua città, lui è modenese e stasera si gioca a Reggio Emilia in questo Sassuolo Cagliari, anticipo delle ore 18, e per cui la lotta a salvezza, come spesso accade, va ad infiammare il finale di campionato, una stagione in cui diciamo così sui generis rispetto magari ad altre, perché non c'è una squadra, l'abbiamo visto ultimissimo, ecco, una squadra che può considerarsi fanalino di coda. Abbiamo all'ultimo posto il Catania, ma seppur
miserabile già condannata, la squadra etnea non è ancora così staccata come dovrebbe far pensare, una condanna magari già scritta. Questo per la zona salvezza, che comincerà a accendere i ragionamenti già dalle ore 18 di oggi, di questo pomeriggio, mentre la Roma in serata ospita Atalanta, cercando magari di capire quali spiragli possono ancora aprirsi per quanto riguarda una fantomatica, definiamola così, corsa scudetto. Chiaro che questo è il turno in cui si decide molto, se non tutto. Io credo che se tra stasera e lunedì la Roma non avrà recuperato nulla sulla Juventus, il campionato potrà definitivamente considerarsi chiuso, perché 8 punti, se dovessero rimanere tali al netto del calendario, porteranno sicuramente a una Juventus già campione, con a questo punto 5 giornate di anticipo. Ovviamente parliamo dei turni che rimangono dopo questa, perché il calendario lo suggerisce. La Juve ha tutta una serie di partite casalinghe, se vogliamo anche piuttosto semplici. Questa è l'unica, al di là ovviamente dello scontro diretto che si giocherà a Roma, l'unica occasione in cui alla Juventus potrebbero essere tolti dei punti. La Roma contestualmente ha una partita in casa non delle più complicate, con l'Atalanta, che appunto ha perso questa sua imbattibilità dopo la striscia positiva durante 6 turni, cadendo proprio contro il Sassuolo. Quindi queste congiunture che potrebbero, se sommate, se messe insieme, portare a un verdetto anticipato, quello che insomma ci si aspetta ormai, che la Juventus non ha di fatto mai messo in discussione. Quindi una corsa a scudetto fra Juventus e Roma, che riparte con i bianconeri, che hanno 8 lunghezze di vantaggio sulla formazione giallorossa, impegnata questa sera contro l'Atalanta. Una Roma che sarà priva di una serie di giocatori squalificati e infortunati. Vedremo soprattutto se la Dea riprenderà la sua striscia positiva, interrotta nell'ultimo turno di campionato dalla imprevista sconfitta interna contro il Sassuolo. Dalla lotta a scudetto, Adriano, hai giustamente ricordato che oggi la partita fra Sassuolo e Cagliari di fatto andrà a riaprire la corsa salvezza, una corsa salvezza che avrà come match clou, usiamo proprio questo termine, la sfida di Livorno, dove la formazione labronica andrà ad affrontare le Chievo Verona, livornesi che ripartiranno con la fase offensiva che dovrà avere sulle spalle Paoligno, e soprattutto un Chievo Verona che deve cercare di uscire indenno da Livorno, perché sennò altrimenti potrebbe essere veramente una sconfitta pesantissima per il Chievo Verona, che sarebbe letteralmente risucchiato nella lotta salvezza. Sì, Chievo si aggrappa a quello che è stato uno dei suoi capisaldi quest'anno, perché gli scontri diretti sono sempre andati bene, a parte la sconfitta di Catania nel girone di andata, però si era ancora in una fase, diciamo, di assestamento, in una fase in cui il Chievo cercava la propria quadratura, era il Chievo di Beppe Sanino. Per il resto non ha mai sbagliato la squadra gialloblu nel affrontare le squadre delle sue dirette concorrenti, e tra l'altro un bel esempio è stata anche la partita di andata con il Livorno stravinta, lo ricorderete, 3-0 all'inizio del mese di dicembre. Questo potrebbe fare ben sperare, nonostante la stessa sia ottica, nonostante l'ex di turno Mimmo Di Carlo è specialista in salvezza. Il Chievo lo sanno molto bene. Un Livorno che lunedì nella partita contro la Juventus ha fatto riposare Paoligno, preferendo Emegara, proprio in vista di quella che sarà una partita assolutamente da non sbagliare, una partita che tra l'altro ci ricolleghiamo a quello che si diceva prima riguardo al Cagliari. Il Cagliari altrettanto gioca oggi una gara fondamentale in casa del Sassuolo. Ecco, se il Cagliari non dovesse vincere e domani il Livorno Chievo ci dovesse essere una vittoria, quindi non un pareggio o una vittoria del Livorno o una vittoria del Chievo, ecco che a quel punto i sardi sarebbero concretamente risucchiati, perché perdere 2 punti sulla concorrenza a questo punto della stagione può essere molto pesante, per cui sicuramente da Livorno Chievo ci sono da aspettarsi, ci sono da tenersi indicazioni importanti. Detto questo, il Chievo non vuole sbagliare oggi, come non vuole sbagliare anche la settimana prossima, perché a stretto giro ci sono 2 scontri di salvezza, prima il Livorno in trasferta, poi il Sassuolo a Verona, il 20 gol nel turno pre-pasquale, quindi è lì che si sta costruendo la salvezza del Chievo, si sta
cementificando sempre di più e da qui ai prossimi 7 giorni di fatto si vuole dare la schiantata decisiva in questo senso. Ecco, dalla lotta a salvezza andiamo adesso ad aprire anche il discorso che riguarda, Adriano, la lotta cosiddetta per l'Europa League, quindi per le posizioni numero 4, 5 e 6 di classifica, attualmente occupate da Fiorentina, Inter e Parma, però posizioni di classifica che vedono, diciamo così, anche ambire a livello di possibilità di qualificarsi attraverso magari la disputa dei preliminari oppure dei play-off di Europa League anche per Lazio e Milan. Quindi sfide importanti e anche questo turno di campionato potrà dire molto su questo discorso. Sì, anche qui dobbiamo parlare del calendario, perché il Milan, che a questo momento potrebbe sembrare quasi tagliato fuori nonostante la netta ripresa, è abbastanza sintomatico come l'aver fatto punti, siamo a qualcosa come 3 vittorie consecutive per i rossoneri dopo il pareggio di Roma con la Lazio, in cui sembrava doversi presentare una squadra già morta. Invece da lì ha saputo risorgere, trovando un punticino anche piuttosto pesante sotto certi punti di vista, e soprattutto poi le 3 vittorie consecutive contro Fiorentina, Chievo e Genoa lunedì scorso. Il Milan dà la sua calendario, perché domani ospita il Catania, ma in casa se la vedrà anche con Livorno e Sassuolo, per cui le possibilità ci sono. Se questo è il vero Milan, i punti possono considerarsi quasi già messi in cascina. Chiaro che molte sono le incognite, vedremo se a questo punto partirà Balotelli titolare nella partita di domani sera, il posticipo contro il Catania, dopo che Super Mario ha ceduto il posto a Pazzini per problemi fisici lunedì sera, proprio nei minuti antistanti alla partita contro il Genoa vinta 2-1. In questo senso però c'è un posto solo, tornando al discorso dell'Europa League, che però è contesissimo, perché Parma, Lazio, la stessa Atalanta, il Verona, che potrebbe reinserirsi dopo queste 2 vittorie consecutive, e appunto parlavamo dello stesso Milan, molte squadre per un solo posto, ammesso che l'Inter non torni in discussione pesantemente anche per quanto riguarda l'Europa League. Al momento c'è questa quinta posizione con una Fiorentina, se vogliamo, nel mirino, però non è nulla di semplice quello che si trova sul cammino della squadra di Walter Mazzarri, che in questo momento di certezze ne ha perso molte, a cominciare, ricordiamo, dall'infortunio di Juan Jesus, che a livello difensivo Juan Jesus ha terminato anzitempo la propria stagione. Domani però c'è anche un interessante Verona-Fiorentina in questo senso, proprio per l'Europa League, Viola, che vogliono blindare il 4º posto, al di là del fatto che c'è sempre una finale di Coppa Italia che poi deciderà molto, se non tutto, anche in questo senso, e chissà che non si possa riaprire clamorosamente il discorso anche per quanto riguarda i giallo-blu, e anche poi per un'Atalanta questa sera impegnata nella partita proibitiva sulla carta, però allora in giro contro la Roma, un campo che l'Atalanta ha già violato nel match di qualche settimana fa in casa della Lazio, e poi all'andata, perché ci fu un pareggio a Bergamo tra Atalanta e Roma che mise seriamente in difficoltà la squadra di Garzia. Quindi sulla carta Verona-Fiorentina è la gara più importante per quello che riguarda la corsa Europa League, poi invece direi che per situazioni extracalcistiche, soprattutto gossipare, ci sarà molto interesse per quello che riguarderà la sfida della Sampdoria di Maxi Lopez contro l'Inter di Icardi, per quanto logicamente stranoto. Adriano, siamo arrivati in conclusione di questa puntata breve di Calcio Parlando. Oggi come redazione sportiva abbiamo concesso mezz'ora alla radio per altri interventi, considerando che in questo periodo il palinsesto radiofonico sta subendo una serie di cambiamenti. Lunedì sera molto probabilmente non andremo in onda alle ore 21, attendiamo però informazioni dalla direzione di Radio Padania per avere logicamente le mezz'ore e le ore di recupero, rimanere collegati con le vicende calcistiche. Prossimo appuntamento confermato per adesso sabato 18, vigilia di Pasqua. Andremo a raccontare quanto è successo in queste 3 giorni di massima serie, che logicamente ricordiamo sul nostro sito www.calcioparlando.com, e troverà tutti i resoconti.
Naturalmente, quindi restate con noi anche in questo senso con i nostri aggiornamenti sulle pagine Facebook, sulla nostra pagina Twitter. Naturalmente buon sabato a tutti, restate anche naturalmente sulle nostre frequenze. Ciao. Avete ascoltato Calcio Parlando.